chi dovrebbe ammettere la propria responsabilità, chi dovrebbe chiedere scusa, ancora non ha fatto questo passo in avanti che da parte nostra e di tutta la famiglia sarebbe ben accetto. Al di là della verità, che sarà una verità processuale, ci aspettiamo e facciamo appelli ripetuti affinché chi effettivamente è coinvolto in qualche maniera in questa vicenda ammetta le sue responsabilità e chieda finalmente scusa per quello che è accaduto. In tutti questi mesi Gianfranco Iaconis, insieme alla moglie Cristina e alla figlia Roberta, non ha mai smesso di chiedere la verità e le risposte che spettano ad un padre ed una famiglia che hanno perso una figlia in un modo così assurdo per colpa di una statuetta caduta da un terrazzo dei quartieri spagnoli di Napoli. Il 15 aprile saranno 7 mesi da quell'incidente fatale costato la vita a Chiara, trentenne padovana. Le indagini si stanno concludendo, ma nessuno ha ancora ammesso le responsabilità. Anzi, tutti nel palazzo negano di aver posseduto quella statuetta di onice raffigurante una regina egizia. Negano ogni responsabilità anche la coppia al momento indagata dalla procura partenopea per omicidio colposo, da verificare anche l'ipotesi di omessa vigilanza nei confronti dei due figli minori. Mamma Cristina e la sorella Roberta in un video sono tornate a chiedere che il silenzio e l'omertà vengano fermati. Sicuramente in quella casa, in quell'appartamento, c'è la verità che qualcuno vuole tenere nascosta, magari per proteggere chissà chi. Sappiate che noi non ci fermeremo. Il colpevole o i colpevoli, chiunque essi siano, grandi o piccoli, devono, e sottolineo devono, assumersi la loro responsabilità. Chiara ci è stata tolta in maniera assurda e quindi merita giustizia. Vi prego, chissà parli. Papà Gianfranco non si darà pace finché tutte le sue domande sulla morte di Chiara, brillante professionista del mondo della moda che lavorava a Parigi e aveva tanti sogni, non avranno delle risposte. Non pensavamo di dover arrivare a questo punto, perché speravamo che prima o poi arrivassero delle scuse non solo per l'accaduto ma anche per l'omissione di soccorso. Dopo le urla disperate di Livio, voi non vi siete neanche affacciati e non so se ne avete idea o meno, ma Chiara è andata via quando è stata colpita dall'oggetto, visto che non ha più ripreso conoscenza. Noi veramente vi chiediamo di dire la verità e di prendervi le vostre responsabilità,